E tra gli appuntamenti di questa domenica c'è anche la Pordenone Pedale, iniziativa aperta a tutti gli amanti della bicicletta, che quest'anno si è estesa su un tracciato di 39 km con sosta nel borgo storico di Valvasone. Il servizio di Maria Spezia. Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, avrebbe approvato lo spirito di Pordenone Pedala, manifestazione cicloturistica accessibile senza limiti di età, perché l'obiettivo non è quello di arrivare per primi, bensì quello di pedalare in compagnia. Largo quindi a tutti i modelli di due ruote, anche a quelli più originali, così come agli skaters, che da qualche anno partono per ultimi in uno spirito di condivisione. Per i partecipanti, circa 3.000 quest'anno, l'evento è una garanzia di bel tempo, perché nei 45 anni di svolgimento l'escursione non ha mai avuto luogo con la pioggia, e non a caso. Demetrio Moras, infatti, fondatore dell'iniziativa, era un appassionato di astronomia e aveva scelto questo periodo dell'anno perché è poco piovoso. Altra finalità della gita è la conoscenza del territorio, ed è per questo motivo che ogni anno ha l'itinerario diverso in lunghezza e pendenza. Ognuna è a sé stante, ogni volta si scopre un luogo nuovo. Ciò che rende particolare l'esperienza poi è la possibilità di pedalare in libertà, perché il tracciato viene chiuso alle auto e diventa esclusivo per le due ruote. Noi abbiamo un limite di velocità di 18 km all'ora, perché lo scopo è proprio di visitare pian piano, guardare, vedere delle cose che normalmente passando in macchina non vedi. Le difficoltà variano a seconda della sosta prestabilita, quest'anno organizzata a Valvasone, dove il sindaco Maurmaier ha salutato i ciclisti affacciandosi dalla torre cittadina abbigliato in costume storico e li ha poi intrattenuti con uno spettacolo di sbandieratori. Al termine del percorso, due gli appuntamenti che attendevano i cicloturisti. Innanzitutto una mostra fotografica con 180 pannelli che ritraevano momenti e itinerari delle edizioni precedenti. Infine una pastasciuttata organizzata per i partecipanti.